Il sinodo deve cominciare dal basso, così ha aperto Papa Francesco la 74esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Il Santo Padre ha ribadito che è necessario ascoltare le parrocchie, anche le più piccole, con pazienza e lavoro. Ascoltiamo. È una delle cose che... Ma è un atteggiamento che abbiamo tutti, no? Ma io l'ho visto che nella CEI succede anche l'amnesia, no? Perdiamo la memoria di quello che abbiamo fatto, no? E poi andiamo avanti, no? E una delle cose sulla quale abbiamo perso la memoria è Firenze, no? L'incontro di Firenze 5 anni fa. E questo è stato un passo avanti, almeno nella formulazione. E io direi che il Sinodo deve svolgersi sotto la luce di questo incontro di Firenze. Se l'incontro di Firenze è un patrimonio vostro che deve illuminare questo momento, e dall'alto in basso Firenze e dal basso in alto il popolo di Dio, la più piccola parrocchia, la più piccola istituzione diocesana, e che si incontrino, no? La luce viene dalla dottrina della Chiesa, ma diciamo viene da Firenze, da quell'incontro. Invece il Sinodo deve incominciare dal basso in alto, delle piccole comunità, delle piccole parrocchie. E questo ci chiederà pazienza, ci chiederà lavoro, ci chiederà far parlare la gente, che esca la saggezza del popolo di Dio. In questo momento c'è un pericolo molto grande, sbagliare nella formazione e anche sbagliare nella prudenza, nella missione dei seminaristi. Abbiamo visto con frequenza seminaristi che sembravano buoni, ma rigidi. E la rigidità non è del buono spirito. E poi ci siamo accorti che dietro quella rigidità c'erano dei grossi problemi. Seminaristi ricevuti senza chiedere informazioni, che sono stati cacciati via da una congregazione religiosa o di una diocesi. E poi la formazione, no? E credo che su questo il Cardinale Presidente ha ricevuto una lettera dal decano, dal prefetto del clero, sulla preoccupazione sulla formazione sacerdotale. Questo dobbiamo averlo davanti. Non possiamo scherzare con i ragazzi che vengano da noi per entrare al seminario.